Non siamo disposti invece ad essere strumentalizzati politicamente o a utilizzare la rabbia o in qualche modo la difficoltà che hanno le nostre aziende agricole in certi frangenti in questo periodo per catalizzarle e utilizzarle contro qualcuno piuttosto che contro qualcun altro. Nei giorni caldi della protesta, con il rombo dei trattori che confermano la marcia su Roma, Carlo Salvan, presidente Coldiretti Veneto, avverte sul rischio strumentalizzazioni sia interne che esterne al mondo agricolo. Il parlare alla pancia della popolazione è molto più facile, scusi, che parlare alla testa delle persone. Oggi invece dobbiamo riportare la ragionevolezza delle argomentazioni e crearli insieme questi percorsi che possono aiutarci ad affrontare meglio delle difficoltà. Io penso in primis al cambiamento climatico, alla gestione dell'acqua, alle nuove tecnologie genetiche che potremo avere a disposizione a breve. Insomma, i temi ci sono come, ma la via non può che essere istituzionale. Lo stesso Salvana rivendica il buon dialogo avviato con il governo, meno con l'Europa, che pure ha annunciato per bocca della presidente von der Leyen il ritiro di buona parte delle misure contestate, dalla proposta di regolamento sull'uso di fitofarmaci allo stop dei nuovi parametri per le emissioni di CO2. Coldiretti era a Bruxelles proprio la settimana scorsa con la Premier Meloni. Dobbiamo dire a tutti i nostri soci, le nostre famiglie, i nostri cittadini e consumatori che vogliamo creare un percorso nuovo di un'Unione Europea attenta al proprio mondo agricolo, all'autoapprovvigionamento, alla qualità dei nostri imprenditori e che la smetta invece di creare condizioni per la concorrenza sleale.